Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Quello che stiamo registrando è stato un maggio comunque nel complesso in media col periodo, ma con più frequenti passaggi perturbati dovuti al blocco di un anticiclone di tipo azzorriano proprio in pieno Oceano Atlantico. E infatti vediamo proprio l'immagine. Come vedete, le aree di bassa pressione sono sempre state più orientate a sud-ovest dell'Europa, e queste correnti atlantiche hanno coinvolto anche il nostro settore, soprattutto quello tirrenico e su quello settentrionale, quindi le piogge sono state anche più abbondanti del previsto. Infatti, come vedete, questa è una mappa che riassume anche un po' come le precipitazioni sono state più abbondanti proprio su questi settori. Un po' più a secco invece al sud Italia, in modo particolare come vedete sulle aree evidenziate in verde e in giallo, soprattutto invece sull'Europa, quella settentrionale, compresa la Gran Bretagna, meno precipitazioni. E intanto, come possiamo vedere, nel corso dei prossimi giorni assisteremo a nuove perturbazioni che giungeranno sempre dai settori nord-occidentali e riusciranno quindi a provocare una forte ondata di maltempo. Questo dovuto poi alla discesa di una massa d'aria molto fredda, come vediamo anche dalla mappa per la giornata di mercoledì. Avremo ancora di residui rovesci a causa della depressione che ha portato maltempo nella giornata di martedì, in modo particolare sulla Liguria. Abbiamo registrato degli allagamenti, esondazioni anche, e questo settore più colpito, vedete, tende poi a scivolare più verso nord-est, quindi a lasciare anche la penisola, o seppur con qualche temporale pomeridiano sull'Appennino. E attenzione, tra il pomeriggio e la serata sulle zone prealpine, a partire da quelle del nord-est, a partire dalla serata in modo particolare scenderà un flusso instabile dalla Francia che sarà ricco di piogge e di temporali a partire dalla nottata di giovedì. Una forte fase di maltempo ci attende, con la discesa anche di aria un po' più fredda in quota, che farà calare anche la quota nera al di sotto dei 2500 metri sulle Dolomiti, e giovedì sarà molto instabile proprio sul nord Italia. E guardate quali saranno i settori più colpiti, perché sarà allucinante quello che potrà accadere. Supereremo anche oltre gli 80 mm sui settori prealpini. Sarà più colpito ovviamente il Triveneto, quindi sulle prealpi del Venete e anche quelle lombarde. Comunque sul medio-bassi settori, quindi anche sul basso Veneto, sull'Emilia Romagna in modo particolare, noi risentiremo di precipitazioni, pensate, proprio per la disposizione del minimo che si andrà a collocare sul Mar Ligure, e quindi questo causerà precipitazioni solo su queste aree evidenziate. Per quanto riguarda venerdì invece scende una massa d'aria un po' più umida sull'Europa occidentale e andrà a provocare un piccolo minimo, pensate, sulla Spagna, e quindi ancora una volta a sud-est dell'Europa, e provocherà dei rovesci sparsi, mentre da noi tenderà a migliorare il tempo, seppur nel pomeriggio tra qualche temporale pomeridiano che ha carattere di rovescio sulle Alpi centro-orientali, su quello centrale, l'Appennino centrale. Questo tenderà a spostare il flusso umido verso il nord-est, quindi spinto ancora dal vortice sulla Scandinavia. Saremo su un clima piuttosto fresco per il periodo sotto la media stagionale. Pensate, soprattutto ai valori massimi, lo segnalo sulla Sicilia per esempio, punte anche di 30 gradi, specie su quella centro-orientale. Qui il clima sarà un po' più caldo del previsto. Abbiamo visto le precipitazioni, ovviamente le aree un po' più coinvolte, possibile anche sul Napoli. Per quanto riguarda poi sabato, ecco che avremo ancora dei locali temporali pomeridiani, soprattutto sull'Appennino centrale, quindi sul Lazio e in parte anche sull'Abruzzo, e poi anche sulle prealpi centro-orientali, e nel Cunese ancora la possibilità per temporali in sconfinamento tra il pomeriggio e la serata fino alle pedemontane e le alte pianure. Questa è la fase più instabile che si prospetta. Poi è possibile che l'anticiclone rimonti, ma è una tendenza ancora da esaminare. Vi daremo aggiornamenti a corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.